Siamo in compagnia della giornalista e scrittrice Paola Treppo per parlare del suo ultimo libro, Even la fin dal Mont, una bambina friulana nel terremoto del 1976. 50 anni dal terremoto sono passati e tu hai voluto raccontare una storia partendo da un punto di vista un po' differente da quello classico, il punto di vista dei bambini. Sì, Mayra, dopo 50 anni, per un appuntamento così importante, per chi scrive come me di territorio, ed essendo una bambina terremotata, una giornalista terremotata, diciamo così, non potevo esimermi. L'ho sentito come un dovere e anche un documento importante da lasciare a chi il terremoto non l'ha vissuto. E sono partita da quella che è stata la mia esperienza diretta, quindi è veramente vita vissuta, di quando eravamo bambini. Insomma, io avevo 3, 4 e 5 anni e nel momento della scossa ricordo perfettamente l'uscita da casa con i miei genitori e le mie 2 sorelle e mia nonna da casa, e riuscimmo a uscire veramente per un soffio, come fu per tanti di noi, che ebbe salva la vita veramente per un caso, e non sappiamo perché. E, e da qui il titolo, perché io uscii insieme, ci dividemmo in 3 gruppetti, io rimasi con la nonna, andammo verso i campi, intanto stava arrivando la seconda scossa, quella veramente molto, quella che durava tantissimo, insomma, che non capivamo quando potesse finire. E nonna si aggrappò a un palo della pubblica illuminazione gridando: "E ven la fin dal mont, sta arrivando la fine del mondo". E io ho impresso queste sue parole, questa sua disperazione che percepivo, essendo anche bambina, di nonna appunto che aveva paura che veramente il mondo fosse finito in quel momento, durante questa lunghissima scossa che non finiva più. Poi in realtà la scossa finì e noi ci troviamo nei campi e da lì ripartì la ricostruzione. Il libro affronta la vita che abbiamo trascorso negli anni della prima emergenza, negli anni delle tende militari, la prima notte che passammo in automobile, nei box, nei fienili, fu un'avventura per noi bambini. E poi nelle tende militari, ho detto, sì, e poi nelle casette prefabbricate con dei traslochi anche da una borgata all'altra di Tarcento. Insomma, fu un momento per noi ragazzi, superata la prima emergenza, la prima paura che si poteva avere avuto anche, insomma, in maniera fisiologica, sentendo il terreno che si stava muovendo. Furono anni di grande libertà, autodeterminazione, avventure, esplorazioni. I nostri genitori avevano tantissimo da seguire, le case da ricostruire, le persone che erano state meno fortunate di noi che dovevano essere aiutate, gli anziani soli, e quindi noi bambini eravamo veramente lasciati a una grande libertà, sorvegliati dai ragazzi più grandi alla fine. Anche noi che eravamo molto piccoli ci occupavamo di sorvegliare quelli che erano più piccoli di noi. Era tutta una catena, eravamo sempre insieme, e quindi questo da una parte ci responsabilizzò tantissimo. E io dico anche oggi, noi bambini del terremoto, noi bambini del sisma, abbiamo dentro questo senso di responsabilità grandissimo che è maturato veramente in un momento diciamo diverso da quella che è l'evoluzione normale del bambino e del ragazzo. Siamo diventati subito seri, però abbiamo anche avuto la possibilità di essere liberi, cosa che magari adesso i giovani non sono come potevamo essere noi in quel periodo, e anche di essere responsabili, di fare delle scelte e sapere che a seguito della scelta fatta c'era una conseguenza e te ne dovevi prendere carico. Se la facevi in maniera corretta andava bene, altrimenti dovevi pagare pegno sulla tua groppa. Quindi insomma imparammo subito, come imparano i bambini, che cosa era bene e che cosa era male, anche come dico sempre, solo guardando i nostri genitori che lavoravano dalla mattina alla sera. Io ricordo mio padre che faceva il muratore, era impegnato costantemente nella ricostruzione dei paesi, subito dopo la prima scossa, perché c'era qualcosa da mettere in ordine, e partiva prestissimo la mattina, tornava a casa la sera
e tardi anche, con queste mani piene di calli, con questi abiti pieni di calce, sempre stanco, però sempre molto motivato. E quindi lo vedevamo poco. Mamma era sempre impegnata a preparare le cose per la cucina e poi anche lavorava, aveva cominciato a lavorare, aveva preso la patente e quindi era veramente un impegno notevole dei grandi. E quindi stavamo ben attenti a fare i capricci, non chiedevamo più di tanto perché sapevamo che non si poteva avere e che non era giusto averlo, in questo senso. E quindi insomma abbiamo trascorso questo terremoto, questo periodo della ricostruzione, così anche un po' senza accorgercene, di tanto è stato veloce e costruttivo. Adesso a 50 anni, a 55, per me ho 55 anni quasi quest'anno, mi rendo conto di che cosa abbiamo vissuto, perché magari a volte, anche scrivendo questo libro, ci sembra una cosa normale, perché noi c'eravamo dentro, però vistolo al di fuori, anche proprio scrivendolo attraverso un'elaborazione di scrittura, di lettura della nostra interiorità, di quello che è stato, che si è sedimentato dentro di noi, e mi rendo conto che abbiamo avuto veramente delle esperienze eccezionali, straordinarie, nel senso di fuori dall'ordinario, che ci hanno portato, chiaramente ci hanno forgiato e ci hanno fatto le persone che siamo, sempre attentissime agli altri, molto generose e ipersensibili rispetto alla sofferenza degli altri. Io vedo questo anche in quella che poi è nata la protezione civile, no? La protezione civile friulana è insomma famosa in tutto il mondo, diciamolo, ed è fatta da persone, prima di tutto, persone che sanno che cosa vuol dire essere aiutati quando non hai niente e che cosa vuol dire andare immediatamente laddove serve nel momento in cui c'è bisogno, lasciando tutto, perché noi friulani siamo così, siamo capaci di sacrificare noi stessi per aiutare chi sta peggio di noi, che è un valore grandissimo. Anche questo ci ha insegnato il terremoto, e anche se secondo me credo che il friulano ce l'abbia sempre avuto nel suo DNA, frutto di un vivere in un territorio che è sempre stato di passaggio, di invasione, sempre attraversato da gente che ti voleva portare via qualcosa, che ti voleva uccidere, che voleva snaturare quella che era la tua cultura. Il friulano si è chiuso, ha cercato di difendere, come facciamo anche oggi, non vogliamo mostrare, perché c'è sempre paura che qualcuno ti porti via qualcosa, che qualcuno snaturi quello che sei. Quindi diciamo questo aspetto un po' orso che diciamo del friulano, che non si apre, che insomma è individualista, probabilmente è frutto di questi secoli di grande sofferenza, gli ultimi dei quali sono l'emigrazione, la povertà, la miseria, perché i miei nonni e le mie nonne mi parlavano di miseria. E non è trascorso, insomma, non sono trascorsi 5 secoli, è un tempo relativamente vicino e secondo me noi lo sentiamo ancora nella pelle, anche se non vogliamo ammetterlo, la paura di non riuscire a farcela da soli, la paura di non avere, da qui anche il fatto di accumulare delle cose, non buttare mai via niente, non concedersi mai niente, neanche di piangere, dico nel libro, perché siamo talmente duri, talmente forti, talmente abbiamo bisogno di andare avanti che ormai stiamo andando avanti continuamente senza riuscire a fermarci, a guardare indietro, a fare un bilancio e a dire sì, ce l'abbiamo fatta, e concederci anche quel momento di crollo che è normale, come elaborazione di un trauma così grande, come specialmente hanno vissuto le persone anziane, e le persone che erano grandi potevano rendersi conto di cosa stava succedendo. E oggi forse di quei tempi possiamo ancora trovare qualche insegnamento che possiamo portarci per la nostra contemporaneità che va via così veloce, il tempo scorre così veloce, i cambiamenti sono sempre all'ordine del giorno, però quei valori e quei momenti che noi abbiamo vissuto nella nostra infanzia forse ci devono ancora insegnare qualcosa. Sicuramente ci insegnano, noi ce l'abbiamo dentro, come dicevo prima, il valore della solidarietà, dello stare insieme, in particolare in questo mondo iperconnesso, iperdigitale, ne parlavamo prima. Siamo iperconnessi, però siamo soli, non riusciamo a parlare, non riusciamo a scambiarci una parola come si faceva normalmente nei paesi una volta.
In questi villaggi prefabbricati, ad esempio, noi ragazzi eravamo sempre insieme, dalla mattina alla sera, estate e inverno, a giocare con le palle di neve oppure a giocare d'estate, anche se era caldissimo. Eravamo sempre un gruppo molto eterogeneo, c'era chi aveva 4 anni, chi ne aveva 18, ed eravamo sempre insieme. Anche le famiglie erano molto vicine, abitavano l'une alle altre, quindi chi aveva bisogno subito veniva notato e subito veniva aiutato anche nella forma, insomma, di non farglielo pesare, che è molto importante. Noi siamo molto sensibili in questo senso, anche di aiutare senza farlo pesare, altro aspetto estremamente interessante. E poi anche dare il valore alle cose. Cosa che non si fa più, perché di cose ne abbiamo tante, viviamo relativamente in un'epoca di benessere rispetto al passato, anche se tendiamo sempre a lamentarci di non avere abbastanza, ma in realtà abbiamo veramente una società che ci aiuta e ci supporta in ogni nostro passo, anche grazie agli sforzi che hanno fatto i nostri genitori per una casa, per farci studiare, per tante cose adesso che noi diamo un po' per scontato. Sono arrivate, insomma, proprio anche da quel periodo. E come dicevo prima, da ragazzi, insomma, eravamo sempre insieme, specialmente nei villaggi prefabbricati. Poi quando con le nostre nuove case, il nostro mito della casa nuova, quando andiamo, mamma, nella casa nuova, diceva mia mamma, ma quando andiamo? Andiamo a Natale, poi era sempre il Natale dell'anno dopo. E dice sì, ma papà, quando andiamo, insomma, alla fine siamo arrivati in questa casa nuova. Io ricordo era un inverno freddissimo, in questa casa che ancora era molto fresca, era fredda, aveva questo odore di calce. E era bellissimo e nessuno di noi dormì quella notte, ma non perché eravamo emozionati, perché era veramente freddissimo. E da quel giorno in poi io dico ci siamo dispersi noi ragazzi e anche le famiglie che erano obbligate a vedersi, anche se non volevano di giorno, perché noi facevamo anche il giorno del rosario e tutte le signore si riunivano in un prefabbricato e dicevamo rosario. E gli uomini si riunivano per macellare il maiale, era sempre nella stessa stanza del rosario, per cui era veramente una commistione, anche questo è stato interessante, commistione tra vita e morte, tra profumi di primavera e fiori e puzze di questi maiali, no? Anche delle macellazioni, il dolore e la gioia, il fatto di stare attaccati l'uno sopra l'altro durante le comunioni, le cresime che abbiamo fatto tutti nelle baracche, anche nelle chiese che erano baracche, le scuole erano baracche, eravamo sempre tutti stretti uno sopra l'altro. Nelle camere dei prefabbricati, ad esempio, avevamo questi letti tutti attaccati, avevamo poco spazio anche per riuscire a camminare, dovevi sempre camminare un po' così, poi c'era sempre un po' una tassa, un cumulo di qualcosa, delle pile di libri, delle pile di oggetti vari. Però si stava tutti vicini, dormivamo nello stesso lettone, io con le mie sorelle dormivamo nel letto matrimoniale tutte e tre, e poi dopo improvvisamente in questa casa nuova ognuno aveva la sua stanza e la cucina sembrava quella di un ristorante. E quindi all'inizio fu molto bello l'aspetto ovviamente della comodità, ma dall'altro veramente abbiamo cominciato a isolarci, ci si vedeva a scuola e poi ci siamo dispersi e siamo tuttora dispersi. E allora Paola, io voglio ricordare il tuo libro, Even la fin dal Mont, una bambina friulana nel terremoto del 1976. Paola, è stato un piacere ascoltare la tua storia, le tue emozioni che ci accomunano un po' tutti gli ex giovani, gli ex bambini di quel periodo. Dove possiamo trovare il tuo libro? Il libro è stato realizzato e viene presentato dall'associazione INT di Cuie e con il supporto del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, e contiene infatti i racconti di Plan di Paluz, che è di Tarcento, che è la borgata dove si è verificato il terremoto quando avevo 5 anni e dove vivo tuttora, i racconti di Coia, dei bambini di Coia dove ci fu l'esperienza della scuola in tenda, e poi anche i racconti di chi fondò la scuola Monsignor Camillo di Gaspero a Tarcento, che quest'anno compie 50 anni, una scuola che oggi è paritaria, ma fu una scuola gratuita per tanti di noi.
all'epoca del terremoto. Il libro sarà presentato nei paesi del cratere del terremoto, essendo finanziato. È un libro che potrà entrare nelle nostre librerie con un'offerta libera a favore dell'associazione, e man mano insomma daremo le date che saranno a ridosso naturalmente del mese di maggio, ma anche di quello di settembre con le scosse di settembre. E quindi insomma sarà mia cura aggiornare anche attraverso i social gli appuntamenti nei vari paesi del cratere e in generale nei paesi del Friuli. Grazie Mayra. Grazie a Paola Treppo.